Siamo i primi ad introdurre questo nuovo principio nei pronto soccorso, ovvero delle persone che sono dei neolaureati in medicina, dei nostri professionisti e anche il mondo del volontariato che si occuperanno dei pazienti direttamente in sala d'attesa. Questo accadrà dal 1° di settembre e assieme a questo ovviamente anche introducendo nuovi principi rispetto ai tempi d'attesa. Ad esempio per un codice bianco non si debbono superare le 4 ore. Abbiamo già formato 380 professionisti della sanità e stiamo formando 60 neolaureati in medicina e avviamo la formazione dei volontari, il che vorrà dire che saranno persone che, vedendo anche il profilo dei corsi che stiamo facendo, che si occuperanno ovviamente dei rapporti personali con i pazienti presenti in sala, con i loro accompagnatori, cercheranno di seguire le singole posizioni e cercheranno di agevolare l'attesa e anche dando ovviamente costantemente risposte. L'obiettivo è quello di dare un servizio che sia un servizio degno di questo nome, di altissima qualità a 360 gradi, ovvero noi sappiamo che siamo bravissimi a curare, ma spesso i pazienti si lamentano della loro attesa per ore, un'attesa magari che non è seguita da risposte, da informazioni. E allora con questa modalità invece abbiamo delle persone dedicate a dare risposte e a seguire le singole posizioni.